vivo o morto tornerò, aveva detto Giuseppe Sarto prima di lasciare Venezia. Di lì a poco salì al soglio pontificio, accadeva esattamente 120 anni fa. Papa Pio X ha mantenuto la sua promessa e dal 6 al 22 ottobre 2023 si è celebrata la sua Peregrinatio Corporis, il ritorno in Veneto dell'urna con le sue reliquie, custodita a San Pietro da oltre un secolo. È la prima volta nella millenaria storia della Chiesa che accade un peregrinazio a tappe di questo genere. Le reliquie di Papa Pio X hanno percorso 1500 km tra il Vaticano e le acque di Venezia, fermandosi a Treviso, Padova e ovviamente a Sua Cendrole di Riese. Una trentina di tecnici esperti impegnati per un'impresa mai realizzata prima. Tra le sfide affrontate anche il trasporto su una chiatta per raggiungere Venezia, un viaggio che lo stesso pontefice fece già nel 1959. In quell'occasione furono usate le gondole e la salma subì lievi deterioramenti. Da allora sono stati cambiati i protocolli di sicurezza, un lavoro che ha avuto bisogno di circa un anno di preparazione.